I think it's beautiful. L'emigrazione degli anni 70, io sono arrivato qui, ci si conosceva tutti, era tutta gente che veniva con la voglia di studiare. Per cui qui c'erano delle facoltà come architettura e l'accademia che in Sardegna non c'erano, ero quasi obbligato a venire qui. Per cui com'è stato l'emigrato degli anni 70? L'emigrato dalla parte mia è stato stupendo, perché negli anni 70 Firenze era favolosa, offriva tante opportunità, era piena di botteghe storiche dove si poteva imparare a fare, si rubava con gli occhi, perché qui erano gelosi, mi affacciavo nelle botteghe, mi ricordo la prima volta che ho visto l'oro foglia e gli ho detto a questo artigiano, ma che oro vero quello? Ero lì alla finestra, guardavo la vetrina e mi risponde di malo modo, e che lavoro lei sa da lavorare, sa mica risponde a tutti i forestieri, la gente era così, poco disponibile. Per cui è un popolo questo che secondo me non è riuscito a fare innamorare né i propri figli del mestiere né gli ultimi arrivati quale ero io. Noi eravamo innamorati perché ci piaceva molto i materiali, le cose. Abbiamo imparato rubando con gli occhi, spesso, perché erano tutto segreti. Secondo lei l'immigrato degli anni 70 aveva più possibilità di emergere rispetto agli immigrati dei nostri tempi? Sicuramente, perché negli anni 70 eravamo in pieno boom economico e ci si poteva inventare un lavoro. Io sono di quelli che si è inventato il lavoro, facevo la bigiotteria, facevo la pelletteria, facevo giocattoli di legno per bambino e vendevo durante le ore libere, vendevo al Ponte Vecchio abusivamente, vendevo in Piazza di Spagna a Roma d'estate, all'Isola d'Elba, andavo a volte anche a Alghero a vendere, certamente c'era molte più possibilità, la gente comprava tutto. Che cosa mi manca di più della Sardegna? Mi manca la famiglia, che non c'è più, perché la mia mamma non c'è più, mio babbo non c'è, il cibo, il soproccesso, la voce, tornare a casa, la voce dei miei genitori, stare insieme in famiglia. Una delle cose che mi manca di più è quello. Anche il parlare, perché il parlare è la mia lingua, parlare sardo. Per realizzare una maschera il tempo è lento, perché si fa un modello di creta, poi un negativo di gesso e poi si stampa in cartapesta. I tempi sono lunghi, lavoro più o meno per fare una maschera, per il modello lavoro più o meno una decina di ore, poi il negativo un paio d'ore, diciamo che per fare la prima maschera ci vuole una ventina di ore. Poi dopo che fatto il modello e tutto, il negativo si usa tante volte, per cui per stampare massimo ci metto un'ora e mezzo, un'ora e mezzo. Una delle maschere a cui sono più affezionato sono le maschere fatte per un film di Fiorella Fascelli, un film che si chiama La Maschera, un film che è stato dato, è una produzione che è andata anche in televisione, con l'attrice Helen Bonham Carter, uno dei film che mi ha dato più soddisfazione, perché ho fatto una collezione intera, una maschera di fuoco, una di foglia, una del teatro no giapponese, è stato un lavoro su commissione, una delle prime commissioni, e devo dire ancora oggi è uno dei lavori che mi ha dato più soddisfazione. Il paese che più apprezza il mio lavoro è stato, perlomeno fino a poco tempo fa, gli americani, perché gli americani sono quelli che hanno